E sì, abbiamo catturato all'uscita ai spogliatoi dopo l'allenamento il centrocampista centrale del Cicciano Calcio, Mirko Amoroso. Ciao, benvenuto qui su streetnews.it. E allora, ci siamo? Sì, buonasera a tutti, innanzitutto ci siamo arrivati alla finalissima. In fondo, ora manca lo sprint. Manca lo sprint finale, ce la metteremo tutta come abbiamo fatto per tutto il campionato. È stata un'annata bella, incredibile direi, perché secondo me pochi si aspettavano che arrivassimo fino in fondo. Però ce l'abbiamo messa tutta e siamo riusciti da uomini veri, e adesso andremo a fare questo sprint finale là a Mirabella per cercare il tutto per tutto e di portare il risultato a casa. Non volevo chiederti se hai visto giocare anche un po' il Mirabella Eclano, se ti è arrivata qualche notizia un po' all'orecchio, come potete metterli in difficoltà? Ma sincero non li ho visti giocare, mi è arrivato qualche notizia, sono un'ottima squadra, hanno fatto più punti di noi, per questo andremo a giocare lì, però li affronteremo sempre al massimo. E massimo rispetto per l'avversario, però penso che ce lo giocheremo fino alla fine. Quali sono i dettami tattici anche del mister, se ci puoi svelare qualcosa? No, vabbè, no, non si tratta di svelare, noi prepariamo tutte le partite, le prepariamo al massimo, e poi questa, secondo me questa si prepara da sola, perché è una finalissima, quindi le motivazioni penso che le troviamo ognuno all'interno di noi stessi. Quindi penso che prepareremo questa partita come tutte le partite e andremo lì, ripeto, a giocarcela. Bene, a viso aperto, quindi cercando di volare in eccellenza. Mirko, ultima domanda personale, magari i nostri telespettatori che ci stanno seguendo anche lì sul social vogliono sapere: Mirko Amoroso a chi si ispira come giocatore? Ma penso di essere un giocatore più di quantità. Vedo in Serie A tantissimi campioni. Quando ero piccolo mi ispiravo a Pirlo, però Pirlo è un dio, quindi non si può raggiungere. Io ci metto il massimo ogni partita, cercando di mettere quantità e qualità per quello che riesco a dare, e niente, spero solo di dare questa soddisfazione a tutti i tifosi del Cicciano. Va benissimo, allora in bocca al lupo Mirko e forza Cicciano. Crepi il lupo. Streetnews.it, siamo qui con il sindaco, dottor Raffaele Arvonio, sindaco di Cicciano, per seguire il Cicciano Calcio, perché è successo qualcosa di straordinario per questa squadra e per questa piccola cittadina. Sì, in pratica domenica scorsa abbiamo superato la finale del girone, che ci apre poi le porte ora alla finalissima di Mirabella Eclano, che ci porterà, nel caso di vittoria del Cicciano, che ci auguriamo, all'eccellenza. Quindi già domenica c'è stato un bellissimo scenario qui a Cicciano con tanta affluenza di pubblico. Questo significa che quando si superano i personalismi e il campanilismo del paese sovracomunale, ma anche e soprattutto comunale, si possono raggiungere dei risultati brillanti, come sta succedendo. Benissimo, e allora sindaco, a questo punto c'è da fare l'in bocca al lupo a questi ragazzi. Sì, sicuramente loro ce la metteranno tutta, ma ce la mettiamo anche noi tutta come pubblico, come ciccianesi che hanno a cuore il nome di Cicciano. Quindi avere una squadra che va in eccellenza fa onore a tutto il paese, quindi già domenica saremo tutti quanti a Mirabella per dare manforte a tutta la squadra, a tutta la dirigenza. Io penso che una vittoria del genere sia un giusto stimolo che debba avere una società giovane, un presidente giovane, quindi è veramente lo stimolo giusto per poter andare avanti su questa strada. E allora ci auspichiamo tutti questo risultato, e forza Cicciano. Forza Cicciano,